Gio Bastianic Ciao. è volto televisivo e produttore di vino in Friuli. Quest'anno il Friuli punta molto sulla ribolla gialla. Cosa ne pensa Gio? Beh, la Friuli ha la fortuna di ricchezza di tanti vigneti autoctoni interessanti, la ribolla è uno dei tanti, però ribolla sta avendo un momento di grande successo, grande richiesta e per fortuna in Friuli Venezia Giulia c'è un territorio che può esprimere questo vitigno in una maniera che ricorda molto il posto e la terra, e quello è importante nella comunicazione di un vino. La varietà sì che fa un po' moda, ma anche un vino che può raccontare la nostra terra, il nostro terroir è molto molto importante. E ribolla una bella bandiera per portare il Friuli nel mondo, perché anche in America adesso ribolla a molto richiesta, sta avendo un momento di successo, Ecco, una cosa positiva. Quindi crede che possa essere un vino identitario che può essere esportato nel mondo? Sta succedendo, in America sta crescendo come categoria. Sì, la gente piace. Lei è un produttore dei colli orientali, altri vini che nella sua zona stanno andando per la maggiore, quali sono? Beh, anche le particolarità, tipo Schioppettino per esempio, sta un po' sfondando Refosto nel mercato americano, la gente vuole un vino forse un po' più morbido, un po' più leggero e c'è tantissima richiesta per Schioppettino in questo momento. E noi anche nei uvaggi usiamo dei autoctoni come nella Vespa Bianco, c'è del Picolit che dà quel tocco di sicuramente friulanità a quel vino. Allora di nuovo anche con un uvaggio come Vespa Bianca è sempre importante esprimere il posto.